l'impianto di Montemesola in fondo. Fossa Pagana, prima curva verso via Gobbi. Qui siamo in Valenari, vecchia Valenari. Qui ci dovrebbe essere il fossato. Vediamo, qui vediamo ancora una parvenza di fossato, a parte c'è di tutto come al solito. Ecco, qui si può ancora notare che il fossato, almeno a parte la manutenzione che sono anni e anni che non viene fatta, però almeno si nota che il fossato oramai quasi sparito, almeno sui primi 10 metri esiste ancora. Ecco, poi andando avanti verifichiamo che sempre meno lo si può ritrovare come tale. Qui una deviazione che è ancora esistente e qui proseguiamo verso la nuova Valenari. Ecco, in questo momento il fossato è quasi sparito ed è questo che vediamo: arbusti in mezzo al fossato, rovi e praticamente piccoli alberi, acacie. Eccolo così, ancora parvenza di fossato, e comunque qui è sparito totalmente, anche se effettivamente non è. E qui siamo in nuova Valenari, Valenari bis, con praticamente la paratoia nuova, pronta perché il fossato venga riattivato e con questo fossato poi venga messa in sicurezza anche, diciamo, Favaro e la Fossa Pagana in caso di forti temporali, dove c'è la necessità che venga, ecco qua il fossato, eccolo, che venga attivata la terza pompa. Ecco l'albero, il solito albero che vediamo all'angolo della Fossa Pagana. Qui ritorniamo, ecco, allora in effetti costruendo questa stradina hanno anche previsto, per fortuna nostra, hanno previsto che possa diventare una realtà lo sfioro, e si vede appunto il flap dello sfioro quando effettivamente verrà ricalibrato quel fossato che è quasi sparito, che nell'ultimo tratto sono 70 metri. L'ultimo tratto, come possiamo vedere, è interamente sparito, però diciamo che non è, e noi in 4-5 anni l'abbiamo visto comunque sparire sempre di più. Ecco la grande opportunità che chiediamo: in fondo la Fossa Pagana, all'angolo in fondo abbiamo, va bene, l'impianto idrovoro, l'impianto di smaltimento delle fogne in via Montemesola, qui l'albero che è proprio che fa angolo, dove fa angolo la Fossa Pagana, e dall'albero fino a questo canale, nuovo canale laterale alla via Valenari bis, troviamo appunto che è già pronta l'innesto con la paratia, va bene, dove noi chiediamo che venga realizzato quel fossato per metterci in sicurezza, per permettere di poter attivare la terza pompa in caso di bisogno, senza che l'eccesso di acqua della Pagana vada a
da allagare chi abita in via Domenico Savio, e soprattutto per noi che siamo a Favaro una opportuna salvezza. Vediamo che è stato costruito un bel, lo chiamerei canale, lungo la Valenari, il nuova Valenari bis, positivo come lavoro, e quando sarà ultimato e messo in sicurezza quel fossato che vi ho descritto, ecco che allora potremo dire che l'investimento è stato proficuo. Si tratta di finire un lavoro anche di poca spesa, che avrà invece una grandissima valenza, ci metterà in grandissima sicurezza, ed è per questo che noi sollecitiamo, auspichiamo che venga fatto al più presto. Questa era la documentazione che vi faccio. Comitato Lagati di Favaro. Oggi siamo il 20 aprile del 2012.